C'è un mondo dove l'istinto diventa coerenza, dove la natura non è sfondo, ma è protagonista. Sicilia Magazine vi porta a conoscere Expo Wild, la prima fiera del Sud Italia, più importante del Sud Italia, che racconta il mondo della caccia, della pesca e dello sport outdoor. Dal 10 aprile Sicilia Fiera Mister Bianco ospita 3 giornate dedicate alla natura, alla sostenibilità, raccontando il profondo legame con il territorio. Noi siamo contenti e orgogliosi di ospitare a Mister Bianco, nella città di Mister Bianco, un'altra grande opportunità, una fiera che guarda la natura, che guarda tutto il mondo della caccia, pesca, degli sport legati e connessi, ma certamente siamo contenti perché quest'area, questa zona che è chiamata distretto commerciale sta comportando sempre più attenzione strategica di tutti i flussi, voglio dire, della Sicilia, non soltanto orientale ma anche occidentale. E allora, orgogliosi di come si sta evolvendo e sviluppando il distretto commerciale, ci sarà ancora da raccontare perché nei prossimi mesi, proprio in questa zona, metteremo su il primo colpo di ruspa per partire con il lavoro della metropolitana che avrà proprio qui una fermata e così via. Si sta migliorando il trasporto pubblico locale, si sta sviluppando l'interconnessione che guarda l'area metropolitana con Mister Bianco, polo logistico nevralgico di sviluppo, di economia, di progresso e anche di fiere. Sicilia Fiera ormai essere casa degli organizzatori ed essere ormai punto di riferimento per quello che è il settore fieristico. Oggi possiamo dire che il progetto ha realmente preso forma e continua a manifestare un grande interesse anche per come gli organizzatori di Expo Wild, che sono alla loro prima edizione e hanno scelto Sicilia Fiera come location, ma l'hanno scelta appunto perché le grandi dimensioni, la logistica e il punto dove si trova, quindi oggi Sicilia Fiera possiamo dire che per i grandi progetti è veramente un punto di riferimento. Sì, la Sicilia ha tutte le caratteristiche per poter ospitare questo evento di valenza nazionale che mancava nel panorama fieristico siciliano e meridionale, quindi agli organizzatori va certamente il plauso delle istituzioni, anche perché attraverso qualsiasi evento fieristico, a prescindere dal tema che si focalizza, si determinano ricadute economiche di eccezionale valenza. Basti pensare al settore alberghiero, al settore della ristorazione, al settore dei servizi o al settore commerciale, con moltissimi pernottamenti aggiuntivi in un periodo di bassa stagione e con una promozione del territorio che si determina di eccezionale valenza. Tanti appassionati in un settore che oggi rappresenta un'importante fetta del PIL dell'economia siciliana, ma soprattutto che deve riavvicinare gli armatori e gli sportivi dilettantistici a quello che è una passione che nella nostra regione può creare ricchezza, e grazie alle associazioni venatori, alle associazioni della pesca dilettantistica, ma a tutti coloro i quali tutelano oggi i nostri parchi e le nostre riserve, abbiamo voluto contribuire per un grande evento che può rappresentare un inizio anche delle fiere del nostro paese. Expo Wild è soprattutto rispetto per l'ambiente. Dico spesso che il cacciatore è colui che, anche e soprattutto nei periodi estivi, durante i periodi di incendi, sono i primi a tutelare l'ambiente, a segnalare gli incendi, a segnalare discariche abusive. Lo stesso per i pescatori vanno a tutelare ciò che la fauna che in quel momento debba essere pescata, e soprattutto mai e poi mai troverete un pescatore che possa inquinare, possa gettare qualcosa al mare. Quindi noi, lo dico sempre, noi abbiamo tantissimo da imparare da loro. Voglio dare 2 numeri, forse nessuno l'ha fatto prima di me. 10.000 prevendite prima dell'evento, ci aspettiamo 25.000 visitatori dell'evento. Questo è l'obiettivo che ci siamo messi in testa quando abbiamo pensato a questa fiera, e sembra che ci siamo. Domenica sera tireremo le somme. Quando la natura chiama, Expo Wild risponde.